Allora è la prima volta che io partecipo a questa straordinaria festa. Sono rimasto colpito con la partecipazione di tanta gente e non mi lascia tranquillo, perché leggo in questa presenza che l'uomo di oggi è assetato per il sacro. E questo pone tanta responsabilità su tutti noi che in un modo o in un altro abbiamo un piccolo di responsabilità da portare. Intendo dire, questa non è una domanda fatta alla Chiesa Cattolica o ai cristiani, ma a tutti. C'è la gente che si incontra in questi giorni attorno a Sant'Agata per me dice che c'è una domanda seria e noi abbiamo responsabilità di cercare di leggere bene questa domanda e anche di dare una risposta, perché è un fatto e lo dico non perché sono un cristiano, ma perché sono un uomo, che la mancanza di Dio è triste, mentre al contrario chi veramente incontra Dio per noi in Gesù Cristo ha la gioia. E questo è il mio augurio per tutta la città.